Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti alla seconda puntata in stagione di Calcio di Rigore. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione di questa serata, ovvero do la buonasera alla nostra Veronica Lisotti. Buonasera Daniele, bentrovati a tutti voi e ci ritroviamo con Calcio di Rigore per parlare di calcio dilettantistico, dall'eccellenza come sempre alla prima categoria, e questa sera un focus particolare tra Tropical Coriano Bachia. Poi andremo a vedere la prima giornata di campionato di promozione Girone A Marche con il Gabice Gradara che ha sfidato la Vigor Castelfidardo. Ci sposteremo poi anche in prima categoria con Vis Nova Feltri a Real Miramare, poi faremo anche un punto proprio sulla prima categoria Girone H. Comunque prima di iniziare, come sempre, per interagire con noi 333 60 94 299 tramite sms o tramite WhatsApp, poi abbiamo la nostra pagina Facebook calciodirigore.official e poi vi ricordo che tutte le puntate le potrete comunque sempre rivedere sul portale romagnasport.com. E allora siamo pronti per partire. Daniele, direi che andiamo a conoscere chi ci fa compagnia questa sera. Stasera felicissimo, ho festeggiato un grandissimo compleanno ieri prendendone solo 4, ovvero vado a salutare l'opinionista e tifoso e Bellaria Giacomo Alpini. Buonasera a tutti. Buonasera. Salutiamo il primo ospite di questa sera, lo ritroviamo con piacere, Alberto Podeschi, dirigente di Pietracuta. Buonasera a tutti. E infine salutiamo anche lui, sempre con piacere, che era stato già nei nostri studi lo scorso anno, il bomber del Gabice Gradara Calcio, William Muratori. Buonasera a tutti. Bene, iniziamo proprio da William. Grande tifo ieri sugli spalti di Gabice, con un tifo così si può davvero sognare in grande, Sì, devo dire che anche nonostante la giornata piovosa c'era tanta gente in tribuna, quindi come ogni anno poi ci ha caricato fin da subito e purtroppo il risultato poteva esserci qualcosina in più, però abbiamo disputato una buonissima gara secondo me e meritavamo sicuramente la vittoria. E preparati perché dopo ci sarà il lungo interrogatorio della nostra Veronica, speriamo di non argomentarci, dai che sto scherzando. Andiamo a sentire Alberto Podeschi, qui ti faccio una battuta alla Sandro Conti che è il dirigente dei dirigenti, ma il Pietracuta che è tanto partito con i favori dei pronostici, questa settimana ha giocato a tennis, 3 sberle prese in casa contro il Villa Verrucchio nel derby di Coppa, altre 3 prese ieri nel Miramare, cosa sta succedendo? Ma è solamente, secondo me, un incidente di percorso dato per la maggior causa, diciamo, sono gli eventi un po' particolari. Anche ieri, poi dopo magari ne approfondiamo meglio, ci sono stati delle occasioni che ci sono andate tutte storte, quindi lo reputo solamente un incidente di percorso e non ho più di tanto da rimproverare, insomma, ai nostri giocatori. Dai, che adesso la stagione è ancora lunga e comunque in bocca al lupo per il proseguo. Tu Giacomo stasera spero che farai silenzio stampa, perché ieri ne hai presi solo 4 il giorno del tuo compleanno. Vuoi dire qualcosa, un ringraziamento ai giocatori del Bellaria per ieri? Solo 4, Non tanto il ringraziamento, perché io devo dire che il primo minuto abbiamo dominato noi. C'è stato il primo minuto, veramente abbiamo avuto un'occasione bellissima. Sì, io mi ricordo solo quello. Il resto dopo forse il fumo dell'alcol mi hanno un po' annebbiato, non ho visto più niente. Ti sei commosso quindi? Il primo minuto sì, poi... niente candeline, va bene. Allora con il nostro Stefano Papini e con la nostra Veronica andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza nel dettaglio attraverso risultati e classifiche. Ebbene sì, eccellenza Girone B, quarta giornata, abbiamo un punto importante che è stato agguantato dal Castrocaro con diverse assenze, Corticella Castrocaro 1-1, il Faenza la meglio per 1-0 sul Massa Lombarda, poi il derby tra Granamica e Faro Coppa termina su l'1-0, poi abbiamo Marignanese Real San Lazzaro 1-1, Old Meldola Classe vale il rigore di Guardigli, davvero anche tra l'altro anche contestato, che decreta la vittoria del Classe. Prima vittoria anche per quanto riguarda il Progresso sulla Sampierana per 3-2, 2200 spettatori invece per il derby tra Rimini e Bellaria e Gemarina, come abbiamo detto prima il meglio l'ha avuta a Rimini per 4-0, Sant'Agostino Cervia 1-1, ricordiamo poi mercoledì la sfida col Sasso Marconi, lo stesso Sasso Marconi Fia Riccione pareggiano 2-2, Savignanese Argentana vince l'Argentana al 93esimo con il gol di Badie. Mercoledì sera sfida invece al Neri contro il Rimini. Sottolineiamo anche il marcatore, per ora chiaramente sono le prime battute di campionato, Noselli del Sasso Marcone con 4 reti, 4 le vittorie in casa, 2 quelle fuori casa, 4 pareggi e 23 reti segnate in questa giornata.
diamo uno sguardo anche alla classifica, vediamo se la grafica ci può aiutare. Facciamo Comunque, così, diamo qualche secondo alla regia che aggiorna la classifica, andata in onda quella della scorsa settimana, ma la aggiorniamo subito. Passiamo subito con le domande che ci sono in merito ai nostri ospiti. Ebbene sì, parlavamo di classifica, adesso tra poco infatti vedremo la grafica, perché abbiamo al primo posto questo classe con 9 punti, allora voglio subito coinvolgere il nostro Giacomo Alpini, abbiamo davvero un classe a trazione anteriore, Giacomo. Per il momento sì, per il momento vedo la squadra di classe che sta andando molto bene. Adesso a parte il turno infrasettimanale, domenica prossima ci sarà lo scontro con Rimini, infatti Rimini nelle prossime 2 partite, che mercoledì è la seconda di campionato che viene recuperata, incontrerà la Savignanese, poi andrà a sfidare il classe, quindi 2 belle sfide per il Rimini che ieri veramente ha passeggiato sul Bellaria. Senti, ti aspettavi anche questo Faenza, attualmente al secondo posto, tra l'altro anche la migliore difesa per il momento, un solo gol preso insieme alla Savignanese. Non mi aspettavo la sconfitta del Massalombarda, il Massalombarda era una delle candidate, anche con l'acquisto di Poletti era aumentato il tasso di qualità, e non mi aspettavo ieri questa sconfitta, anche se di misura, col Faenza. Senti, invece questa Savignanese che stenta un po', diciamo così, a prendere il volo? È un po' il difetto di questa squadra, cioè questi alti e bassi. Domenica scorsa io l'ho vista a Bellaria, mi era piaciuto molto, aveva controllato la partita, ieri ha avuto molte occasioni, non le ha concluse e alla fine al 93esimo c'è stata la beffa. E anche se non sbaglio un gol in mischia, quindi veramente una vera beffa, perché al 93esimo un gol un po' confusionario non è bello. Bene, però anche il Cervia vedo, Giacomo. Sì, il Cervia sta andando bene, a differenza di quello che l'anno scorso per gran parte del campionato non riusciva a ingranare, verso la fine è riuscita con la salvezza in estremis, invece adesso sta andando veramente molto bene. Ecco, volevo coinvolgere anche i nostri ospiti. William, ti volevo chiedere, tu hai giocato in tantissime squadre dell'ambito romagnolo prima di passare, diciamo così, alla sponda marchigiana, tra queste anche il Bellaria. Ti volevo chiedere un po', ecco, il commento per quanto riguarda la situazione attuale del Bellaria, cosa ne pensi? Ma sinceramente adesso conosco poco la situazione di Bellaria, so che è una squadra che comunque ha retrocesso l'anno scorso, tanti giovani, quindi si punta su questi giovani, e sicuramente è un campionato di eccellenza. Comunque so che adesso è arrivata tanta gente nuova nelle ultime settimane, quindi dovranno comunque allenarsi per riuscire magari adesso a fare dei risultati sicuramente migliori, però comunque già il campionato di eccellenza in Romagna è un campionato tosto, e quindi ci vorrà del tempo per riuscire a arrivare magari al livello delle altre. Alberto, cosa ne pensi di questo campionato di eccellenza? Si parla sempre di questo Rimini, quali possono essere invece a tuo avviso magari anche quelle squadre concorrenti? Sicuramente il Rimini farà un campionato di primo ordine, sarà molto difficile per le altre pretendenti stare al passo, insomma, di questa grande squadra. Io penso che ci sono alcune squadre come il Massalombarda, diceva Giacomo prima, o la solita Savignanese, che comunque sono squadre che possono fare dei bei campionati, insomma. Infatti già la partita di mercoledì Rimini-Savignanese metterà un po' di difficoltà ai biancorossi. Sì. Vediamo invece a fine classifica, abbiamo questo Real San Lazzaro, San Pierana, Faro Coppe, Bellaria e Gemarina. Giacomo, quali sono a tuo avviso le squadre che possono comunque puntare, diciamo così, a una zona media-alta della classifica? Ecco. Media-alta adesso è ancora presto per dirlo, perché bastano 2 vittorie e si ribalta un po' tutta la classifica, però a mio avviso vedo la Marianese, che era partita molto bene vincendo il derby con la Fiariccione, e poi ha avuto questo leggero calo, ieri ha pareggiato soltanto e quindi è riuscita a portare via solo un punto. Adesso la classifica è ancora buona, perché è a metà classifica, visto che siamo solo all'inizio, però mi aspettavo forse qualcosina di più, anche perché l'anno scorso ricordiamo che il campionato è stato stravinto dalla Marianese, sì, in collaborazione con la Fiariccione, e lo stesso Fiariccione ieri ha buttato via un'altra grande ghiotta occasione, in quanto vinceva 2-0, dopo 2-1 e giocava con 2 uomini
uomini in più e si è fatta raggiungere verso la fine con un rigore ed espulsione, quindi ha buttato via una bella occasione, però penso che queste squadre per la metà classifica possono lottare tranquillamente. Ecco, mentre intanto vediamo, appunto parlavamo di Fioriccione, vediamo intanto le immagini che scorrono riferimento alla scorsa partita, chiedo intanto alla regia se ci possiamo spostare invece per quanto riguarda il prossimo turno, così andiamo anche a analizzare quelle che sono le gare che si andranno ad affrontare. Appunto intanto Giacomo ti chiedo così per sfizio su quale campo sarai domenica prossima? No, queste sono le partite di mercoledì. Quindi, sì, va benissimo. Quindi mercoledì purtroppo, almeno spero che sia purtroppo, perché vuol dire che il Bellaria ha ottenuto un grande risultato. Sì. Che spero che inizi il campionato veramente da domenica a Sant'Agostino. Mercoledì non riuscirò a vedere nessuna di queste partite, mi dispiace molto perché per impegni di lavoro non ce la faccio. Però sicuramente la domenica dopo sarò a Bellaria con la Granamica e quindi lì ci sarò. Di queste partite sicuramente la partita per eccellenza è Rimini-Savignanese. Ma io aggiungerei anche Marignanese classe, e proprio sulla Marignanese vorrei farti una domanda. L'anno scorso è partita a razzo questa squadra, quest'anno sta avendo qualche difficoltà in più, 4 punti fino a questo momento, ti aspettavi qualcosa in più dalla Marignanese in questo campionato? Sì, ma aspettavo qualcosa in più perché l'ho vista l'anno scorso veramente dominare il proprio campionato, quindi è una squadra che era già rodata e mi aspettavo qualcosa in più, però mi sorprende questo classe e hai fatto bene a sottolineare questa partita perché voglio vedere, questa è un banco di prova per entrambe le squadre, per la Marignanese per fare un balzo in avanti, per il classe per confermarsi. Qui rispondimi telegraficamente, chiedono da casa, Giacomo, tu hai visto Rimini e Savignanese, dove vedi i Bellari in questo campionato, magari con qualche inserimento nell'organico come dice il DS? Allora, io spero che arrivino questi inserimenti, sicuramente un difensore centrale ci vuole veramente a tutti i costi, con qualche ritocco come il difensore centrale e i giocatori che ho visto ieri, tra parentesi parlavo prima con William, uomo veramente un gran bel giocatore, si può anche puntare alla salvezza. Allora, un saluto a quel capoccione di Podo, da un altro capoccione di Roma, mi tocca seguirti pure in streaming e te voglio bene. E poi saluti ovviamente per i bomber William Muratori, stanno già arrivando diversi messaggi. Noi prima di andare in onda devi sapere che arrivano già i messaggi dalla sera prima o addirittura dalle 18. È già pieno il nostro tablet, va bene così, va bene così. Allora adesso dove ci spostiamo? Andiamo a vedere quello che è successo in promozione, Daniele? Iniziamo con i risultati e le classifiche, è già pronto il nostro Stefano Papini, vai! Perfetto, promozione Girone D, quarta giornata di campionato dove abbiamo Gatteo Valle Savio 1-0 e Gozzi che consegna la vittoria al Gatteo. Reda Giovane Cattolica 2-1, Ronco Real Dovadola 3-1, 2-1 anche fra Russi e Gambettola. Il derby tra San Pietro in Vincoli e Fosso Ghiaia se la giudica il San Pietro in Vincoli con il risultato di 3-2, risultato ad occhiali invece tra Savarna Calcio Cotignola e tra Stella e Diegaro. Torconca invece Calcio del Duca 0-1, decide il gol di Pasquali, mentre Tropical Coriano Bacchia Cesenatico, andremo poi a vedere il servizio, termina sul risultato di 2-0. Ricordiamo le vittorie in casa 6, quelle fuori casa 1, 2 pareggi e 19 reti segnate, con il turno comunque sempre da recuperare tra Savarna e Tropical Coriano di mercoledì. Diamo uno sguardo anche a quella che è la classifica, dove troviamo a quota 9 4 squadre, tra queste Calcio del Duca, Gatteo, Russi e Reda, seguite a 7 punti dal Ronco e del Vais, e in fondo alla classifica con nessun punto conquistato fino ad oggi c'è Fosso Ghiaia, Torconca, Real Dovadola e Valle Savio. Respiro un attimo, allora io chiedo un attimo a Stefano Papini se mi va i risultati di questa giornata, perché con Giacomo volevo analizzare alcune partite e poi sentire anche Alberto. Ecco, perfetto Stefano. Allora, i risultati più eclatanti: il Reda che batte il Giovane Cattolica 2-1, questo significa che è la seconda battuta d'arresto consecutiva per il Giovane Cattolica, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, mi aspettavo anzi una riscossa in base alla sconfitta di settimana scorsa, invece non c'è stata, peccato per il Giovane Cattolica, però questo Reda mi piacerebbe vederlo perché la classifica dice che è una delle sorprese. È una delle sorprese. Altra partita di cartello, Russi-Gambettola, terminata sul risultato di 2-1 per i Russi che ribalta la situazione dopo l'iniziale vantaggio del bomber Argelini dal dischetto. Sì, però il Russi è una delle candidate per
per lottare ai vertici di questo campionato, quindi mi aspettavo la vittoria del Russi, forse non mi aspettavo che partisse con un gol di svantaggio, però grande prova di forza veramente del Russi. Invece la Stella dà comunque un importante punto, muove la classifica a piccoli passi, debutta in questo campionato, ha ottenuto fino adesso una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Ieri lo 0-0 con il De Garo era ammissibile, no? Sì, per un anno promossa io penso che sia una marcia invidiabile per il momento. Ci sono altre sorprese, visto il Gatteo che vince 1-0 con i Vallesava, ne parlavamo la scorsa settimana e qui a 9 punti il Gatteo veramente sta volando insieme al Calcio del Duca. Probabilmente sono le sorprese di questo inizio di campionato. Sì, soprattutto del Duca addirittura non ha ancora subito un gol, quindi veramente una gran bella difesa. Il Gatteo sorprende per questa terza vittoria consecutiva e speriamo che vada avanti in questa strada. Qualche anno fa, Alberto, voi l'avete affrontato il Tropical Coriano che ieri ha giocato un big match di cartello della giornata con i Bacchia, che erano, diciamo, le due pretendenti lo scorso anno a lottare per i posti finali per i playoff. Poi il Coriano alla fine è riuscito ad andarci, Bacchia no. Ma sicuramente il valore delle squadre quest'anno è un po' diverso, nel senso che il Bacchia ha perso molti elementi importanti, non per ultimo i gemelli Candoli che in settimana si sono trasferiti, e il Tropical è sempre la stessa squadra forte, bella compatta che si è vista lo scorso anno. Lì si vede molto l'impronta dell'allenatore, secondo me, Achille Fabbri. Li abbiamo anche affrontati in amichevole in agosto, si sono comunque rinforzati perché hanno preso un giocatore di grande valore, secondo me, come May, che ha un passato molto recente tra i professionisti e, se non sbaglio, ha segnato ieri. Sì, uno splendido gol che adesso a breve andremo a vedere. E hanno pur sempre comunque il capocannoniere dell'anno scorso, che è Vitaioli, quindi la squadra ha un indubbio valore. E anche ieri l'altro avversario, Vitaioli. William, promozione Romagna, promozione marchigiana, qual è la più grande differenza? Guarda, io comunque in questi anni ho notato che nelle Marche comunque il campionato a livello di ritmo di gioco secondo me è più alto, cioè, secondo me c'è quasi una categoria di differenza rispetto alla Romagna. Io ho fatto comunque anche 2 o 3 anni che la promozione a Romagna e forse magari ci sono delle squadre che hanno qualche giocatore magari tecnico in più, però a livello di agonismo, partite toste, sicuramente le Marche hanno una marcia in più. Concordo pienamente con te e lo direbbe anche l'amico Renzo Baldisserri. Ne approfitto per ricordarvi che dopo di noi andrà in onda alle 20:45 Sport Up, tutto su Rimini Calcio, ma anche un approfondimento con il nostro Renzo relativo al campionato d'eccellenza. Prego Veronica. Sì, allora direi, Daniele, che possiamo andare a vedere, visto che l'abbiamo nominato, il servizio relativo a Tropical Coriano Bacchia Cesenatico. Il Tropical Coriano bissa il Bacchia Cesenatico privo degli ormai ex fratelli Candoli, con diversi nuovi volti per mister Fabbri, costretto al turnover dai numerosi impegni settimanali. Minuto di silenzio osservato per onorare la scomparsa del presidente Carlo Azeglio Ciampi, poi via alla contesa, con la punizione di Boni direttamente tra le braccia di Celato. Rispondono i padroni di casa con l'inzuccata di Pasini che si spegne oltre la linea di fondo. Ancora Tropical Coriano con il suggerimento per il taglio di Fabbri che viene anticipato in uscita da Oreste. I tentativi dei locali vanno però a buon fine al 25esimo con la splendida parabola di Vitaioli dai 25 metri. Il Bacchia prova a farsi pericoloso con Mazzarini Alberto, batti e ribatti, sinistro smorzato, facile preda dell'estremo rossoblu. I locali proseguono nel forcing e si rendono nuovamente pericolosi, ma senza successo. Dalla parte opposta intanto Mazzarini Federico intercetta un buon pallone nella tre quarti, ma il suo destro viene messo in angolo da Celato. Con le immagini di Paolo Arcangeli ci spostiamo nel secondo tempo che si apre con la punizione del Bacchia Cesenatico che non crea però grattacapi. Al 38esimo giunge la seconda rete del Tropical Coriano, prodezza balistica di May che mette la parola fine al match. Risultato finale al Grandi di Coriano, Tropical Coriano 2, Bacchia Cesenatico 0. Guarda, la partita di oggi non è stata una bella partita da parte nostra, i ragazzi erano anche stanchi, noi adesso abbiamo tanti turni infrasettimanali fra Coppa e campionato, quindi non è stata una bellissima partita, però quando vedi i ragazzi che danno tutto già siamo a metà dell'opera.
programmi prossimamente. Abbiamo la prossima partita che è di nuovo mercoledì, abbiamo il recupero col Savarna, quindi ancora lì sarà una partita difficilissima fuori casa. Spero che i ragazzi continuino a fare queste prestazioni, cioè di cuore, di carattere, però sicuramente dobbiamo migliorare ancora molto sia sull'aspetto del gioco che sull'aspetto dell'intensità, insomma siamo solo all'inizio. Ma il risultato sono state due situazioni, una palla inattiva e due palle inattive buttate in aria. I miei ragazzi, non posso dire niente e rammentare niente, hanno fatto quello che dovevano fare, ovviamente siamo mancati in certi episodi, però non posso che essere soddisfatto di loro. Ebbene, questo erano i servizi relativi a Coriano Bacchia. Sono arrivati altri messaggi. Bene. Bisogna dare un ruolo più importante a Buzecca nel Pietracuta. Dopo i cappuccini all'oltremare, pronto per una grande stagione Bomber Muratori. Un bacio da Bianca. Dovremo capire chi è questa Bianca, dopo ce lo dirai. Mia collega. Ci sta. Salutiamo anche Bianca e ringraziamo anche l'amico Buzecca, chiamiamolo così. Tu sai già chi è, no? Sì, lo so. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno, così analizziamo nel dettaglio le sfide. Ebbene sì, allora chiedo anche a Giacomo quali possono essere le sfide più interessanti per questa quinta giornata. Abbiamo il Tropical che si sposterà in casa del Calcio del Duca, Giacomo. Io penso che sia proprio questa la sfida per eccellenza, anche perché il Tropical, come appena detto il mister, deve recuperare questa partita. Se dovesse fare il punteggio pieno andrebbe in testa insieme al Del Duca e sicuramente sarebbe una sfida ai vertici molto interessante. Sì, invece per quanto riguarda la bassa classifica abbiamo Fosso Ghiaia Torconca, che ancora squadre in cerca di punti. Poi parlavamo del Gatteo che andrà ad affrontare il Ronco Edelweiss, e questa giovane Cattolica che invece affronterà il Savarno. Come la vedi la giovane Cattolica, Giacomo? Deve sicuramente riprendersi dopo 2 sconfitte, deve fare per un punteggio pieno e muovere la classifica, e ha la possibilità, visto che l'avversario non è dei più irresistibili. Ebbene sì. Prego Daniele. Mi trovate d'accordo su tutto, anche se io mi prenoto per un'altra sfida che era per l'appunto, come avete anticipato, però il gambetto alla stella me la vado a vedere perché è una mia curiosità personale. Va bene, allora ci fermiamo per 1 minuto e mezzo, dando la linea alla pubblicità, rientreremo con la promozione marchigiana, l'interrogatorio di Veronica nei confronti di William. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Diamante 9 Pizze è il nuovo forno elettrico che garantisce elevate prestazioni, mantenimento costante del calore, risparmio energetico e un ottimo design a seconda dell'arredo e delle esigenze del locale. Diamante 9 Pizze assicura ottima cottura delle pizze, sfornandone 100 in un'ora, un comodo pulsante per apertura e chiusura elettrica del vetro di protezione e una gestione semplice delle operazioni dal quadro comandi. Forni Diamante, puoi acquistarli e provarli presso IGF Forni Italia, in via Leontina, località Pianacci, Pietracuta di San Leo. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto.
Entriamo in studio con la promozione marchigiana, se volete potete cambiare canale perché adesso parlerà lei per mezz'ora. No. È cascato anche il pallone, però puoi parlare. Assolutamente no, scherziamo. Andiamo a vedere invece i risultati per quanto riguarda appunto la prima giornata di promozione girone A Marche. Abbiamo Audax Piobico Belvedere 1-0. Gabice Gradara Vigor Castelfidardo 0-0, andremo poi a vedere il servizio. Ilario Lorenzini Villamusone 3-2, Laurentina FC Senigallia, tra l'altro neofita per quanto riguarda questo campionato 1-1, Moie Vallesino Simana 2-2, 2-2 anche nel derby tra Olimpia Marzocco Vigor Senigallia, 1-1 invece tra Passatempese e Atletico Alma e 2-1 invece termina la partita tra Valfoglia e Nuova Real Metauro. In questa giornata di campionato 3 vittorie in casa, 0 fuori casa, 5 pareggi e davvero tante reti segnate, 21. Per ora i marcatori sono Api dell'Ilario Lorenzini e Capecci del Moglie Vallesina con 2 reti all'attivo. Vediamo intanto anche se è possibile avere la grafica per quanto riguarda invece la classifica, dove abbiamo in alto, nelle parti quindi alte, Ilario Lorenzini, Valfoglia e Audax Piobico a 3 punti, un punto per quanto riguarda invece il Gabice Gradara e chiude invece il Villamusone, Nuova Reale Metauro e Belvedere per ora fermi a 0 punti. Allora voglio subito coinvolgere il nostro ospite William Muratori chiedendogli subito, William, ecco, diciamo che siamo comunque nuovi a questo campionato di promozione girone A Marche, quindi anche io e Daniele iniziamo a conoscerlo man mano, però ti chiedo che idea ti sei fatta intanto per quanto riguarda quello che può essere il panorama della promozione marchigiana. Ma sicuramente è un campionato che noi lo affrontiamo da neopromossa, quindi dovremo giocare ogni partita comunque non conoscendo l'avversario, oppure la maggior parte degli avversari comunque. Si parla tra giornali, comunque interviste di quali magari possono essere le favorite, certo. Sicuramente squadre che come il Marzocca che è 2 anni che fa i playoff e non è ancora riuscito ad andare su, l'Atletico Alma, la stessa squadra che abbiamo incontrato noi ieri, sicuramente loro hanno detto che comunque al minimo puntano ai playoff, quindi ci sono squadre che sono sicuramente attrezzate per fare comunque il salto di categoria. Adesso noi ci vorrà sicuramente almeno l'andata per vedere tutte le squadre, quindi farci un resoconto di come può essere il campionato, poi noi cerchiamo di guardare partita per partita e dando sempre il massimo e cercando di toglierci qualche soddisfazione insomma da subito. Ecco, Olimpia Marzocco infatti l'hai nominata tu, è una delle squadre appunto, se non la squadra più gettonata alla vittoria, tra l'altro in settimana è arrivato anche Federico Rossi. Diciamo che tra le squadre più accreditate c'è l'Alma, la Laurentina, il Vigor Castelfidardo, il Vigor Senigallia, che possono appunto dare fastidio a quella che viene definita così insomma la probabile vincente di questo campionato. Voglio però coinvolgere anche il nostro ospite Alberto, perché so che comunque tu in passato hai vissuto comunque anche questo campionato marchigiano. Sì, in passato abbiamo fatto, se non sbaglio, 8 anni di promozione, di cui 7 consecutivi. Come parlavamo prima e come ha anticipato William, sicuramente il fascino del campionato marchigiano è superiore. Il fascino, il seguito e anche il ritmo, come ha detto lui, insomma. Molti nomi mi suonavano familiari, insomma, altri nuovi, probabilmente c'è stata qualche fusione, qualche cambiamento, nelle denominazioni, però le protagoniste insomma sono note. Sì, tra l'altro appunto a parte parlavi appunto di fusione, l'FC Senigallia diciamo che nasce dall'unione tra Miciulli Senigallia e Vigorina Senigallia, quindi una tra queste insomma novità di questo campionato. Direi Daniele che possiamo andare a vedere il servizio riguardante il Gabice Gradara Vigor Castelfidardo, poi continuiamo a commentarlo con i nostri ospiti. Va bene, via. Esordio col segno X per un Gabice Gradara privo di Arduini, Facondini, Ciavaglia e Ridolfi. Al cospetto di un compatto Vigor Castelfidardo ogni velleità tecnico-tattica passa in secondo piano a causa della copiosa pioggia che continua a scendere sul manto verde. Senza timore reverenziale i ragazzi di Mister Cangini, come lui stesso sottolinea, dinanzi ai numerosi tifosi mettono in campo una buona prova, specie nei primi 45 minuti nei quali è mancato sostanzialmente solo il gol. Sono contento per la prestazione perché i ragazzi hanno creato situazioni importanti e hanno concesso pochissimo all'avversario nonostante il campo. Sono contento perché poi alla fine parlo sempre di prestazione
E faccio i complimenti perché la prestazione l'hanno fatta sotto tutti i punti di vista, sotto il livello fisico, mentale. Beh, il gioco era un po' così, bisognava interpretare la partita perché c'era il campo insomma molto pesante, poi che nonostante il tempo che era pessimo, le tribune erano piene, anche se devo dire erano coperte, quindi sono stati diciamo all'asciutto, però quello che abbiamo a Gabice ce lo teniamo stretto, che è il 12° giocatore in campo, i tifosi che ci seguono, poi sono appassionati e ripeto, per i giocatori è sempre un piacere avere il 12° uomo in campo. Pronti via Gabice Gradara in maglia gialla, accendi i fari, rosso-blu al 15°, la punizione di Costa che si infrange contro la traversa, in qualche modo Muratori centralmente per Sabatini, il suo sinistro non inquadra il 7. Versante opposto stuzzicano gli ospiti con Cerusico che carica il destro dal limite, disinnesca Palazzi. Binario di sinistra al 22° manovra adriatica con il cross di Rossi per l'inzuccata di Cesaroni, Franzoni mette in angolo. Ancora al 25° Padroni di casa Tebaldi per l'imbucata di Cesaroni, destro smorzato da Martino. Al 26° la volta di Ferrani, parabola per Rossi, cui colpo di testa non crea problemi all'uno ospite. I bianco-blu si propongono prima al 43° di un soffio manca l'aggancio sotto porta Ortolani, poi con la lunga gittata di Maggi, in 2 tempi Palazzi. Non c'è tempo di annoiarsi, Rossi di testa, risponde Martino, mentre dalla parte opposta è Palazzi ad opporsi a Cervellini. Sul finale del primo tempo Muratori pesca Cesaroni, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poi la punizione ospite non viene sfruttata a dovere da Cerusico che apre troppo il compasso. Si riparte dalla ripresa meno vivace rispetto alla prima frazione con il Gabice Gradara in percussione in area bianco-blu con il tocco di Martino ai danni di Rossi che genera il calcio di rigore al 18°. L'attaccante adriatico prova a piazzare la sfera ma il portiere ospite intuisce per tempo la traiettoria. È la volta del Vigor Castelfidardo che ha un'ottima chance di passare in vantaggio ma la palla non c'entra il bersaglio. Nel finale la fiammata ancora ospite, Gigli per Maggi, Costa si immola. Allo stadio Gimagi termina dunque sul risultato di 0-0 la sfida tra Gabice Gradara e Vigor Castelfidardo. E allora William, abbiamo visto il servizio relativo alla partita di ieri, di certo un campo praticamente quasi proibitivo, veramente difficilissimo giocare su un campo di questo tipo, però ti chiedo anche se oltre a questo ci sono anche delle altre difficoltà oppure invece non ci sono relativamente a quelli che possono essere gli innesti degli under, perché magari giocare con nuovi giocatori che non conoscete, che non sono abituati a giocare in questa categoria, può risultare magari inizialmente un po'... No, sicuramente comunque con gli under qualcosina cambia, perché noi siamo stati in questi campionati comunque sia in seconda che in prima abituati a giocare senza under, quindi quest'anno c'è questo obbligo di farli giocare, quindi abbiamo provato in questi amichevoli, abbiamo fatto anche numerose amichevoli appunto per vedere qual era l'assetto migliore dove far giocare gli under, questa cosa qua, e in questo momento facciamo un po' fatica più che altro perché siamo veramente pochi di numero, abbiamo tanti infortunati tra chi squalificato le prime 2 giornate e 4-5 infortunati, quindi siamo un po' ridotti all'osso, però diciamo che la partita di ieri io sono stato molto contento, anche i miei compagni, anche il mister, perché comunque abbiamo fatto veramente una buona prestazione contro un'ottima squadra e peccato per il risultato, per il rigore, comunque magari aver portato a casa 3 punti sicuramente era meglio, però la prestazione dà molta fiducia e ci fa andare comunque a guardare il futuro con grande gioia. Senti, le altre squadre hanno sviluppato un mercato diciamo così più corposo, quindi da voi a Gabice Gradara sono arrivati Eitan Terenzi un 98 e Ferrani anche lui un 91. Intanto ti chiedo come si sono inseriti questi giocatori, se sono per voi comunque un valore aggiunto, e poi ti chiedo anche la riconferma del tridente d'attacco e quindi quali sono gli obiettivi dei 3 là davanti quest'anno. Guarda, secondo me magari lo sbaglio che c'era stato l'altra volta quando c'era stato il passaggio dalla seconda alla prima categoria era stato quello magari di smantellare un po' il gruppo, che comunque è sempre stata la nostra forza, quindi secondo me già col gruppo che avevamo l'anno scorso
la squadra era già comunque buona, l'innesto di Ferrari sicuramente è un centrocampista per me veramente molto forte, che ci sicuramente ci ha dato una mano grossa lì in mezzo al campo. I giovani si stanno comunque integrando piano piano, voglio dire anche comunque nel nostro gruppo è facile entrare, nel senso che chi arriva si ambienta subito molto facilmente, perché comunque è la nostra forza, quello che vuole comunque il mister è dare sempre priorità al gruppo su tutto, e quindi adesso arriveranno le partite toste e speriamo anche i risultati. E comunque anche quella di ieri col Vigor Castelfidardo non era proprio insomma, una squadra materasso, anzi, no, quindi no, insomma, già quella è stata un'ottima prova per voi. Sì. Chiedo intanto alla regia se ci mostra intanto il prossimo turno con il Gabice Gradara che andrà in casa del Villa Mosone. Willy, ancora non è stato deciso il giorno, l'ora, la data, vero? Se non ho capito No, male. ancora non sappiamo, perché anche loro hanno chiesto di spostare la partita perché giocano nel campo della Recanatese, quindi vorrebbero giocarla più tardi, tipo la domenica, perché il sabato non possono giocare perché non hanno il campo, quindi ancora non sappiamo se giochiamo, può darsi il venerdì sera come un anticipo o la domenica sera, però non è ancora ufficiale. Ok, punto interrogativo, e allora passiamo invece alla prima categoria. Prego Daniele. Sì, passiamo un attimo ad analizzare la prima categoria per quanto riguarda la regione Romagna. Prima di andare a vedere i risultati, è un campionato molto tosto questo, Alberto, no? Un campionato davvero con diversi protagonisti. Intanto chiedo a Papini di mandarci i risultati di ieri, prego. Sì, sicuramente la peculiarità di questo girone a mio parere è l'equilibrio. Molto tosto sicuramente, ma se ti dovessi dire che c'è una squadra che parte con i favori del pronostico non saprei indicartela. Vedo un gruppetto di 5, 6, 7 squadre che si equivalgono nella loro forza. Tanti derby in Valmarecchia, Novafeltria, Petracuta, Sant'Ermete, Verrucchio, 4 squadre, tutte e 4 attrezzate per fare bella figura. Certo, in quelle squadre che sono andato ad elencare prima sicuramente ci sono tutte e 4 queste qua. Poi c'è anche il Poggio Berni, che è sempre un altro derby, ma loro sicuramente avranno altri obiettivi, per come neopromossa penseranno alla salvezza. È una neopromossa anche la Vis Novafeltria, ma l'organico è di tutt'altro calibro e ordine, diciamo. E voi intanto vi siete regalati la prima soddisfazione di stagione vincendo proprio il derby in casa del Novafeltria per 2-1. Sì, era Coppa, non era campionato, però vista anche la cornice di pubblico che c'era, il fatto che erano 10 anni che non c'era più questo derby, la soddisfazione c'è stata, poi anche per come l'abbiamo vinto con il gol a tempo scaduto. Passiamo a vedere allora il servizio inerente alla prima partita di questo girone, servizio che vede da vicino appunto la Vis Novafeltria affrontare il Real Miramar. Prima vittoria di stagione, primi 3 punti tra le Muramiche, quell'asse di destra incontenibile firmato Cupi e Eugenio Sebastiani, o più semplicemente Gegio, come lo definiscono gli amici. Il resto è scena di un gruppo affiatato che da anni gioca assieme, che porta il nome di copertina di un ragazzo d'oro chiamato Paolo Gori, il bravo figliolo a cui assegnare la propria figlia. Usò dire Berlusconi un giorno su Cacà, forse oggi Paolino, tanto solo, più non sarà. La partita vede il Real Miramare, orfano dell'ultimo arrivo ex Rimini Docente, passare già al secondo. La coppia Ronci-Gabrielli non è esule da colpe sulla lettura di gioco che porta all'alteramento di De Martino. Dagli 11 metri Francesco Gori, figlio di Bobo, fredda lo stesso Ronci, illudendo il Miramare, perché la squadra di Mazza, nell'occasione assente in panchina e sostituito da Casalboni, si chiude già da subito, come per stessa missione dell'attaccante Francesco Gori. Siamo andati un po' incalando, abbiamo preso i 2 gol che hanno portato loro in vantaggio, non abbiamo, pur non giocando benissimo, mollato, e questa è una cosa importante su cui dobbiamo ripartire, perché domenica c'è un'altra partita tosta, incontriamo il Sant'Ermete. Sicuramente sono un'ottima squadra, veramente forti, qualche elemento lo conosco, ma oggi sono stati veramente molto bravi. Complimenti a loro. La vice ringrazia e inizia la prima partita. Cupi dalla destra mette in primo allarme Stefanelli, che risponde con un colpo di testa bloccato da Ermeti. Al 18° arriva il pareggio locale. Fraboni innesca Stefanelli, che di prima intenzione mette in moto Paolo Gori, bravo a incunearsi in area di rigore e a trovare lo scavetto vincente che consente così di superare Ermeti in uscita. Per il centrocampista è il primo gol di stagione. Il replay ci mostra la rete e la meritata esultanza del giocatore abbracciato dai propri compagni.
Stefanelli è alla ricerca del primo gol di stagione, ma sul cross di Ceccaroni mette alto di testa. Il Nova Feltri al 33esimo trova il raddoppio. Gori, questa volta da posizione proibitiva, grazie anche alla complicità di Ermeti, trova il gol del sorpasso. La pioggia che rende scivoloso il terreno può essere un attenuante per Ermeti, ma non per i tifosi locali che ringraziano cantando. La prima frazione si chiude con una punizione alta di Fraboni. Nella ripresa cala la pioggia, ma non l'oscurità nel gioco del Nova Feltria. Stefanelli di forza va via alla retroguardia avversaria, ma sulla propria strada trova Ermeti a negargli la gioia personale. Dall'altra parte acuto del Real Miramare con De Martino che sotto misura alza la mira. Stessa cosa 60 secondi più tardi e segue Stefanelli quando, innescato da Fraboni a tu per tu con Ermeti, spara alto. Nel frattempo, brutta entrata da giallo di Ciccarelli su Fraboni. Il trequartista si riprenderà qualche minuto dopo. Nel calcio, a 3 gol realizzati, sei libero di portarti il pallone a casa e quando Gori va vicino al tris, la dirigenza gialloblu avrà pensato: e chi lo paga il pallone? Fortunatamente per il club, Gori super tris, tanto da porre anche a lui la famosa domanda a fine gara. Sentiamolo. Se faccio 3 gol è come ritorna il Nevone del 2012. L'ho sbagliato grosso, il terzo è vero. Però va bene così, sono contento dei 2 gol, devo partire da qui e la squadra deve partire da questa vittoria. Il Real Miramare, nel momento più bello del Nova Feltria, rischia il colpaccio, ma Nanni su punizione trova il palo a negargli la gioia del pari. In contropiede questa volta è Sebastiani a trovare sulla propria strada il piede di Ermeti a dirgli di no. Il Nova insiste, Gori chiama la parata a terra Ermeti, sulla ribattuta Cupi è libero di depositare i palloni in rete, ma in posizione di offside e dunque gol annullato. Al 93esimo una disattenzione difensiva del Real Miramare scaturisce il gol di Sebastiani che crede nell'azione, arriva per più sul pallone rubando il tempo al difensore, scartando Ermeti e saccando il pallone del 3-1 definitivo. A complimenti ricevuti anche dagli avversari, ora può davvero partire la ola. Nel servizio l'avete ascoltato, allora c'è la preoccupazione da parte dei dirigenti del Nova Feltria: se Paolino Gori avesse segnato il terzo gol sarebbe dovuto portare i palloni della Serie A a casa. Un pallone di Serie A costa intorno ai 100 euro, noi ne abbiamo qui uno in studio, glielo regaliamo e siccome è un amico glielo regalo io personalmente, non a 100 euro ma a 200 euro, firmato anche da me. Adesso andiamo a vedere il prossimo servizio che riguarda il punto del girone della categoria H, prego. Non sarà una passeggiata, lo sapevano le 4 formazioni della Valmarecchia che si sfideranno in una strada che li condurrà da Sant'Ermete fino ad arrivare a Nova Feltria, passando e toccando le località di Verrucchio e Pietracuta. Quest'ultimi infatti si candidano alla vittoria finale. Il ritorno dell'attaccante Fratti dopo l'esperienza negativa in quel di Coriano rappresenta un segnale importante da parte del club rossoblu che vede salire le proprie quotazioni dopo l'abbandono della giovane Cattolica ripescata nel torneo di promozione. Altra squadra che si propone a un ruolo di protagonista è il Molciano. In panchina l'ex tecnico del San Lorenzo Lisi ha voglia di rivalsa dopo una retrocessione conosciuta nel precedente torneo. Rosa numericamente stretta ma di notevole valore. La Vis Misano è un'altra piazza che ambisce ad entrare in zona playoff. La scommessa in panchina dell'ex ufficio stampa della Fiariccione Matteo Ortalli potrebbe risultare vincente. A Sant'Ermete, dopo una retrocessione sancita dallo spareggio play-out perso con i Gatteo, si respira aria totalmente nuova. Ben 17 gli arrivi immediati dalla coppia Martino Peruzzi. Il Verrucchio si affida alla vena realizzativa di Calà, già decisivo nella sfida di Coppa Emilia con il Nova Feltria, pronto a stupire con innumerevoli giovani, mentre la Vis Poggio Verni, ripescata al fotofinish, getta le basi calandosi nel ruolo di dentro o fuori, affidandosi in avanti all'ex Verrucchio Magnani. Lo stesso ruolo potrebbe essere ricoperto dal Real Miramare, travolgente alla prima nel derby con il Miramare, vinto con un netto 3-0 e fresco dell'ingaggio dell'ex Rimini Docente. Il Gia Marina, rispetto al campionato scorso, mette in vetrina la coppia offensiva ex Torre Pedrera, composta da Mina Capilli, già al bersaglio alla prima giornata, e da Bellavista. Gioca un bel calcio, oltre a vantare un settore giovanile che è e rimane un fiore all'occhiello. Mi riferisco ovviamente a Mondocalcio. Potrebbe essere la sorpresa del girone. In zona rossa, sulla griglia, inseriamo formazioni le quali Villalta, Granata, Polisportiva Romagna, Miramare e Colonnella. L'incognita è rappresentata dalla Junior San Clemente tra zona play-out e play-off nelle ultime stagioni. L'obiettivo sarà quello di identificarsi in base alla propria potenza economica. Infine, dallo Sponticciolo che desta parecchie curiosità, come del resto la Vis Nova Feltria, che dopo un decennio torna a giocare in questa categoria avvalendosi di 2 ex Lega Pro, Sponda San Marino come Amantini e Stefanelli.
Abbiamo messo le immagini relative al derby di Coppa giocato contro il Verrucchio, Eurogol da parte dei giocatori del Verrucchio. Stasera ti vogliamo male. Sì, non era la serata adeguata per venire in studio, ma non lo sapevo prima, quindi... No, però tranquillizziamo Sandro Conti perché ho verificato la vostra squadra, siete davvero forti e secondo me sarete protagonisti fino alla fine. Questo me lo puoi confermare, non ti puoi nascondere. No, non mi nascondo. Il nostro obiettivo è di fare meglio dell'anno scorso e quindi raggiungere i playoff. Come ho detto prima, non riesco a dire quale sia la squadra più forte, però senza dubbio il nostro obiettivo è quello di fare un campionato d'alta classifica. Ebbene, io te lo auguro perché lo scorso anno siete stati un po' la delusione, ma non per colpa di Fregnani o di Sandro Conti, perché comunque arrivavate da una delusione come la retrocessione e ci stava un campionato un attimo di sistemazione da parte dell'organico. Quest'anno davvero una bella squadra di Pietracuta e complimenti ancora. Benissimo, siamo all'atto finale, andiamo a vedere il prossimo turno di più a categorie e poi passiamo ai saluti. Vede un turno molto importante, il Nova Feltria sarà protagonista su un campo difficile come quello del Poggio Beni, come ricordava lo stesso Alberto, una squadra che comunque è stata ripescata all'ultimo, altro derby dunque della Valmarecchia, il Pietracuta in casa contro il Villa Alta, la bellissima sfida tra Morciano e Verrucchio, sfida di alta classifica. Bene, rientriamo in studio, un ringraziamento a chi ha condotto con me questa puntata, grazie a Veronica Lisotti. Grazie a te Daniele, appuntamento con Calcio di Rigore lunedì prossimo 19:55. Bene, Paolo Gori ha già perso il pallone perché l'ho regalato a Giacomo Alpini che ha offerto di più 300 euro, grazie Giacomo. Grazie del pallone, grazie, buonasera a tutti. No, grazie, non so se capito, 300 più 100, 400 euro perché sei un amico. Alberto, grazie di essere stato qui. Di niente, sempre un piacere. E grazie a William Muratori di essere stato qui. Grazie a voi. E soprattutto aver sopportato Veronica Lisotti. Grazie a nome mio, noi ci vediamo tra poco con Sport Up, Renzo Baldisseri, Emanuele Pironi e tutti gli altri. Grazie.